E dalla Polizia Municipale invece al Corpo di Polizia con Raffaele Padrone, segretario generale regionale dell'UGL. Allora, inaugurazione l'altro giorno della nuova sede della Questura a Pordenone con una, tra virgolette, piccola polemica da parte sua, no? Dicendo bello, tutto pulito, tutto a posto perché arrivano i vertici nazionali, poi però per gli altri 364 giorni all'anno ci si dimentica, forse ci vorrebbe un'inaugurazione al mese, giusto per mantenere il ritmo, no? Sì, la polemica è perché sto attento alle cose, no? E allora nasce spontaneo la critica, io non faccio il politico, faccio il sindacalista e lo guardo per i beni dei colleghi che stanno lì all'interno della struttura più di me, passano più ore all'interno di quegli uffici che sono ogni giorno sempre più sporchi, ma questo non dipende dal questore o dal prefetto, dipende dal nostro dipartimento. Io l'ho detto al vice capo della polizia, ho detto guardi signor prefetto, le conviene passare più tempo sul territorio. Mi ha guardato con gli occhi così, pensava che dovessi fare una critica sindacale e invece gli ho detto perché così avremo le strutture più pulite, è l'unico sistema, perché se da Roma arrivano i soldi dopo centinaia di telefonate, non è che sono arrivate così, per pulire, il buon titolare della casa giustamente vuole fare bella figura, quindi ha dovuto richiedere i soldi per fare delle pulizie straordinarie, quando per tutti i giorni dell'anno hanno tagliato ancora ore su quell'edificio di 5 piani per le donne delle pulizie che devono venire 2 o 3 volte a settimana in 3 ore magari fare tutto 5 piani. Cioè, è assurdo questi tagli, continuano questi tagli, finché, ripeto, non si parla o si capisce che l'investimento in sicurezza è anche questo, non andiamo da nessuna parte. Padrone, una battuta veloce invece su un altro argomento, poi chiudiamo, perché siamo con i tempi stretti questa sera. Sì. Allora, si parla di nuovo carcere a San Vito al Tagliamento, molto bene perché la situazione a Pordenone era insostenibile, dall'altra parte però con una norma il ministro Cancellieri in un certo senso svuota le carceri da quelle situazioni particolari che insomma, possono essere in qualche modo appunto lasciate libere queste persone, e ciò fa presumere che ci sia un po' più di lavoro per la polizia a questo punto. Sì, io ho scritto anche questo perché il ministro Cancellieri non si rende conto della gravità di questo nuovo provvedimento svuota carceri, che lei continua a dire che non è svuota carceri, ma così come la politica del non fare prende il piede anche nella nostra provincia, quando c'erano dei soldi già stanziati, se vi ricordate, per costruire il nuovo carcere. Bene, le lotte intestine tra politici, no io lo voglio fare qua, no io lo voglio fare qua perché vicino a casa mia non va bene il carcere. Esce un sindaco di un paese della provincia di San Vito, l'onorevole Di Bisceglie, e dice ma io avrei una caserma da ricostruire. No, non si può fare, partono gli avvocati, perché partire la mattina per l'avvocato a fare l'interrogatorio lì, la procura qua, il tribunale dall'altra parte, è diventato un problema. Bene, oggi il ministro Cancellieri decide di non fare nuovi carceri ma ristrutturare vecchie strutture, parla di caserme, il sindaco viene attaccato perché dice guarda caso io avevo sempre fatto questa proposta, oggi di nuovo diventa la polemica del non fare, attaccare il sindaco per dire no, non si fa più lì. Ma scusate, cioè veramente facciamo ridere, questa è l'Italietta. Grazie quindi a Raffaele Padrone, ma comunque il tema lo riprenderemo visto che il sindaco di San Vito è ospite qui in studio con noi questa sera. Posso interromperla? Velocemente, sì, nessuno ha parlato dei provvedimenti, nessuno ha parlato della situazione, di come stanno le guardie carcerarie, hanno solo pensato agli affari propri. Magari ne riparleremo la prossima volta. Grazie quindi a Raffaele Padrone.